Sì, amici bellini, avete cliccato su questo video perché c'è l'analisi tattica, perché vogliamo andare un attimino oltre, perché io I'm craving the field, I need cominci, perché sennò parlo inglese, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici belli, devo dirvi la verità, chi c'era ieri, insomma, ringrazio tutti. A proposito, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Quelli che c'erano ieri in live con me, penso che ci siamo divertiti a vedere una partita. Io mi sono divertito a fare la telecronaca, lo faccio sempre quando è possibile e quando i rumori lo permettono, perché veramente non ci siamo proprio. Ma ho subito una domanda per voi, perché so che la città di Napoli, i tifosi napoletani sono divisi. Lo so, l'ho avvertito ieri in live. So che c'è questo doppio sentimento. Uno vuole tifare per l'Italia, un pochino non ci riesce, un pochino è contento per il numero 10 dell'Italia, che è il nostro capitano, che è un nostro napoletano. Altri dicono: ma come vi permettete, questi gli italiani dicono benvenuti in Italia. Io lo capisco, la capisco la vostra perplessità. Io non sono combattuto sotto questo punto di vista, però vi chiedo a voi nei commenti il perché, per esempio, uno dice non ce la faccio a tifare Italia, me lo spiegate e magari ne parliamo, perché lo sapete che io amo discutere, prendere i vostri spunti. Capisco tutto, però non è colpa né di Mancini né di questi giocatori della nazionale se noi in passato abbiamo subito del razzismo. Non è che ce la possiamo prendere con questi qua. Questi qua stanno difendendo i colori della propria nazione e lo devono fare al meglio, punto. Dopodiché a me sta l'essere onesto con i miei sentimenti, perché non si può essere falsi con i sentimenti, specialmente quando si parla di pallone. È chiaro che quella maglia lì mi farà sempre piangere, battere il cuore e mi farà svegliare alle 6 del mattino. Non lo so se per l'Italia mi sveglierei alle 6 del mattino, non lo so, probabilmente per una finale sì, ma per una partita del girone magari mi vedo gli highlights. Capitemi bene, capiatemi, hashtag capiatemi sotto nei commenti. Detto questo, a me però fa piacere, perché a parte che ho visto un bel calcio, e andiamo alla lavagnetta a parlarne, perché mi sono divertito e ne parleremo nello specifico del perché mi sono divertito. Però guardiamolo un attimo, noi, un po' di orgoglio del sud, signori miei. Insigne, Ciro Immobile, eppure Berardi, che alla fine è calabrese. Voglio dire, lascia perdere le squadre in cui giocano, e vabbè, ci sono gruppe. Questa volta, invece di esserci un blocco di una sola squadra, come spesso è successo in passato, ci sono gruppetti delle varie squadre, e questo rende il gruppo, secondo me, più unito. L'ho cercato di spiegare anche in passato, quando noi vediamo Insigne che sta più rilassato, sta più tranquillo, perché non deve essere il capitano, non deve essere il leader per forza assoluto che si prende la squadra sulle spalle. E c'è Chiellini, c'è Bonucci, c'è gente che insomma ha un passato anche importante, che hanno fatto finali, hanno fatto partite internazionali, e Insigne può semplicemente fare il talento che è e che ha e metterlo a disposizione della squadra. Così sì, così è ideale, così un giocatore del genere diventa anche decisivo più spesso e può farlo tranquillamente. Ma passiamo alla lavagnetta, perché mi interessa moltissimo farvi vedere quello che ho visto ieri io, e che avete visto probabilmente chi c'era di voi in live. Se c'eravate ieri con me in live, sei il mio eroe, lo sei sempre ovviamente. Donnarumma, poco da dire, però è stato sicuro nelle poche occasioni in cui è dovuto intervenire. Dopodiché passiamo a Florenzi, che pare sia uscito per una botta al ginocchio, non ho capito bene, ma comunque non era al 100%, e ve l'avevo detto e si è visto. Non è riuscito a creare troppi pericoli. Viceversa, quando è entrato Di Lorenzo nel secondo tempo, è entrato molto bene, ha spinto molto, permettendo poi, il movimento di Berardi è sempre lo stesso, ovviamente Di Lorenzo poteva garantire la sovrapposizione, Barella è sempre un motorino inesauribile, quindi crea una bella fascia destra lì. Però le cose interessanti le abbiamo viste sulla fascia sinistra, dove Mancini conferma l'idea di Spinazzola più avanti di Insigne molto spesso. Gattuso non è idee, Insigne e Mario Rui contro l'Inter,
Gattuso non ha idea, Gattuso incompetente, stracciamo il patentino a Gattuso. Spinazzola più avanti di Insigne ci sta, perché Insigne qua crea un macello e praticamente si crea questa cosa a tre con Jorginho, Locatelli e Insigne qua che sono difficili da prendere. Ovviamente tutto questo lo devi fare ad alta velocità, perché c'è da dire che la Turchia ha messo il pullman davanti alla porta nel primo tempo e volevano scamparsela così. Fortunatamente per il bello del calcio, dove la squadra che attacca alla fine la spunta, non esiste un modo di giocare che è migliore delle altre. Alle volte noi abbiamo vinto una Coppa Italia, tutta la Coppa l'abbiamo vinta difendendoci e ripartendo, si può fare anche quello. La Turchia ha accettato di lasciare il pallone all'Italia perché sono inferiori tecnicamente e quindi volevano svangarsela con la fisicità, con l'attenzione, con la concentrazione e rimanendo compatti. Però poi nel secondo tempo sono caduti ed è giusto così, sono più contento così, al di là del tifo, perché in generale mi piace di più quando una squadra si prende il pallone e decide di fare la partita, ovviamente. Bonucci, bene, così e così. Quello che mi è piaciuto è Chiellini, e lo devo dire, non ci dobbiamo sentire però Chiellini sono d'accordo, è qui che noi andiamo in difficoltà. Io vi voglio raccontare una cosa: io nel 2006 io ero proprio tifoso, cioè io andavo a casa del mio amico Angioletto, ci vedevamo con tutti gli amici di scuola per tifare Italia, con le sciarpe, con le bandiere, nella galleria Umberto, facevamo un casino di pazzi e ma eravamo proprio tifosi. Qualcosa mi è scattato dopo Calciopoli, devo dirvi la verità, qualcosa è scattato in tutti noi, forse perché quel gruppo c'era il blocco Juventus, non lo so, però qualcosa è scattato dopo quell'annata lì. Dopodiché un entusiasmo che è sempre più scemato, forse perché il Napoli cominciava a salire. Mettiamo in conto anche questo: quando il Napoli non è in grande spolvero, l'Italia uno si toglie delle soddisfazioni, però nel momento in cui il Napoli comincia a dare quello che deve dare e noi siamo tifosi del Napoli e l'Italia invece ci tratta male, i giocatori del Napoli nemmeno li convoca, a quel punto tu dici ma io mi concentro sulla mia squadra, e penso siano delle reazioni normali e fisiologiche. Comunque Chiellini ha giocato buono, bisogna dirlo. Spinazzola anche mi è piaciuto, ha garantito tanta spinta, me lo prenderei domani mattina, ma sappiamo che la Roma non lo molla. Pigliamoci Amerson Palmieri, forza. Jorginho è un partitore, Jorginho non c'è proprio niente da fare, è proprio quel centrale che te lo trovi sempre là, recupera i palloni, si fa sempre vedere, era aggredito, attaccato molto da vicino, ma alla fine trovava sempre il modo e lo spazio di farsi vedere, di toccare il pallone e di farli correre a vuoto, perché questo è il fatto che tiene Jorginho, che fa correre gli avversari a vuoto. Barella, il motorino che sappiamo. Locatelli non mi ha impressionato tantissimo, però stava lì, secondo me non è proprio la sua zona preferita. Se qui ci metti Verratti, secondo me potresti anche migliorare in qualità e in proposizione. Insigne alla fine. Berardi, non mi è piaciuto Berardi nel primo tempo, secondo me poteva fare molto meglio, ma alla fine entra in tutti i gol con il suo zampino e bisogna anche dirlo. Per me lì ci deve andare Chiesa, lo chiedo a Mancini e speriamo che lo faccia, perché Insigne il posto non lo lascia, se continua così dovrà essere titolare inamovibile finché sta bene. Metti Chiesa sulla destra e vedi che avrai più imprevedibilità, e lo dico a Mancini che sicuramente si è ispirato a Sarri per questa formazione, perché signori, Di Lorenzo, Forenz, Yusai, chi ci vuoi mettere là? Bonucci non è Albiol, ma è quel tipo di difensore che ha più l'impostazione che la marcatura, e quindi ci può comparare. Chiellini, Koulibaly, i rumori, lo so, sono paragoni che fanno rumore, ma va bene. Spinazzola, Gulam, arriva fino in fondo, lo stava facendo. Jorginho, Barella, Allan si possono assimilare tranquillamente. Locatelli non è Hamsik, ovviamente non è Hamsik, ma qui se ci metti Verratti la qualità sale. Insigne, Immobile, Higuain, Mertens fanno quel tipo di lavoro là, perché aiuta molto la squadra, attacca la profondità, va benissimo. E qui se ci togli Berardi e ci metti un destro come Chiesa, signori, abbiamo fatto il Napoli di Sarri, che ci ha messo ovviamente non a quelle velocità. L'Italia non può mai giocare alle velocità che aveva sviluppato il Napoli, ma il Napoli ci ha messo anche gli anni che ci ha messo di lavoro estenuante d'estate per 3 anni. Arrivato alla fine dei 3 anni era una macchina perfetta. Mancini non ha nemmeno il tempo di allenarli, allora non abbiamo visto per esempio la difesa alta fino a qui che teneva il Napoli. Ovviamente il paragone voi me lo dovete passare, perché abbiamo visto delle belle cose ed anche dei momenti, mi verrebbe da dire c'è della squadra in questo sarrismo, ma è
secondo me è un wishful plan. Secondo me Mancini adorerebbe fare quelle cose lì e ce lo può pure far vedere, perché poi abbiamo due interpreti che conoscono bene quel tipo di giocata, che sono Jorginho e Insigne, e insomma la difesa qui alta non l'abbiamo vista, però secondo me non c'era nemmeno bisogno, anche perché se poi gli lasci tutto quel campo alla Turchia con contropiede, non c'era bisogno, non l'abbiamo vista qui. Dobbiamo vedere con una squadra effettivamente che vuole giocare a pallone come si comporterà l'Italia. A me sinceramente mi diverte vedere un po' di calcio giocato, capisco quelli che non se lo vogliono vedere, siete padronissimi, non è che... Però uno che mi ha scritto io il like non te lo metto perché ti sei guardato l'Italia, non esiste proprio. Né amico Bellino, ma la bellinità dove sta? Io il like non te lo metto perché l'Italia non la sopporto. Prima di tutto il like lo devi mettere a me, se ti piaccio io quando parlo del Napoli, è a me che metti il like, non metti il like all'Italia. Che cos'è questa cosa così? E secondo di tutto tieni a till o like, non me lo mettere, non fa niente. Noi non facciamo i video per avere i like eccetera eccetera, per le visualizzazioni, altrimenti farei ben altri video, notizie clamorose di calcio, perché ecco qua, farei ben altre cose. Invece io faccio dei video dove so di potervi portare un minimo di qualità, un pochino di rappresentazione diversa di quello che è YouTube, perché a me non mi convince sta cosa degli YouTuber, mi stanno convincendo sempre meno. Allora se vi posso portare qualche cosa di diverso, non mi vuoi mettere il like e non me lo mettere, mi sa che sopravviverò lo stesso. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Io questi europei me li guarderò tempo permettendo, perché per fortuna un po' di musica si sta intravedendo e io vi porterò anche con me. Seguitemi su Instagram. Seguitemi su Instagram, ma tu non hai parlato proprio di Insigne, non hai parlato dell'arbitraggio, le cose che più interessano alla gente di YouTube, non lo sai fare, questo mestiere, non ti segue nessuno, ecco. Seguitemi su Twitter, iscrivetevi al canale, fate tutte le cose, vabbè, ve lo dice pure quell'altro. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.